Maria Ausiliatrice, maestra della nostra vita. L'importanza di Maria come maestra nella spiritualità salesiana si manifesta in modo del tutto particolare nella storia del sogno dei 9 anni di San Giovanni Bosco, che lo segnò profondamente e lo guidò nel suo cammino spirituale e pastorale per tutta la vita. È Gesù che nel sogno dona a Don Bosco la madre sua come maestra e guida infallibile. Maria Ausiliatrice continua ad essere anche oggi una vera madre e maestra per tutta la famiglia salesiana e in tutte quelle realtà dove il carisma del nostro padre Don Bosco, dono dello Spirito, ha messo radici. Siamo giunti alla conclusione della nostra novena ed è giunto il momento di riflettere sul significato profondo della grande festa che stiamo per celebrare. Il titolo di Maria Ausiliatrice, come ci ha insegnato Don Bosco, trova il suo fondamento biblico nell'episodio di Maria sotto la croce di Gesù. In quel momento cruciale, mentre Gesù offriva la sua vita al Padre per noi, ha affidato Maria al discepolo amato come aiuto e allo stesso tempo ha chiesto al discepolo amato di prendere Maria con sé. Ecco cosa significa ausiliatrice. È aiuto nei momenti più dolorosi, è compagna di viaggio nella vita, è il tesoro nascosto, è la perla preziosa. Se lo Spirito Santo ha piantato nella nostra famiglia salesiana il vero albero della vita, cioè la presenza di Maria nella vita di Don Bosco e nostra, ognuno di noi è chiamato ad operare ogni cura per coltivarlo, perché possa dare frutto a suo tempo. La presenza di Maria è il granello di senape di cui parla il Vangelo. Pare che sia il più piccolo di tutti i semi e tuttavia diventa molto grande e spinge il fusto così in alto che gli uccelli dell'aria vi fanno il nido. In tutti i gruppi della nostra famiglia salesiana, nella vita dei giovani, in ciascuno di noi, Maria Ausiliatrice è presente, opera, conduce a Gesù e permette di portare molto frutto. Siamo nel bicentenario del sogno dei 9 anni che Don Bosco ha compreso celebrando l'Eucaristia sull'altare del Sacro Cuore. La propria vita si comprende solo celebrando l'Eucaristia, offrendo Gesù al Padre e offrendoci con Lui. E Giovanni Bosco ha offerto il suo corpo come sacerdote tante volte sull'altare. Ha pronunciato tante volte nella sua vita: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Nel momento della comprensione del sogno, 16 maggio del 1887, il suo corpo non è quello di un ragazzino di 9 anni, nemmeno quello di un giovane prete, ma è il corpo di un anziano che non ce la fa a camminare. E nel momento della comprensione del sogno, il suo corpo consumato diventa il simbolo di un'offerta totale rivolta a tutti noi, giovani e membri della famiglia salesiana, perché rivolta a Dio come offrenda. A Maria Ausiliatrice, che ci guida verso Gesù e ci ispira attraverso l'esempio di Don Bosco, diciamo il nostro grazie
e affidiamo a lei tutta la nostra vita. Mi chiamo Santino Nis Luciano. Ho 18 anni. Sono del quartiere di Luduegna, nella città di Rosario. Frequento la scuola Don Bosco. Sono del movimento mallinista e allo stesso tempo un oratoriano. Vengo a Mallin ogni sabato qui a Santa Rita de Nueva e vengo dall'oratorio di Luján. Quest'anno frequento il 3° anno di scuola secondaria. Mi sto impegnando molto perché voglio finire la scuola. Il mio sogno sarebbe quello di vivere tranquillamente. È qualcosa che per molte persone è abbastanza facile, ma per me è complicato. Sono nato qui, nel quartiere di Luduegna. La mia famiglia è composta dai miei 2 fratelli minori, uno di 12 anni e la mia sorella minore di 16 anni. Oltre ai miei fratelli e sorelle maggiori, che vivono la loro vita. Mio padre, mia madre e mio zio. Viviamo tutti nella stessa casa. E 2 anni fa mia sorella maggiore, che ha 27 anni, si è trasferita a casa nostra. Nel mio quartiere c'è molta insicurezza. Ultimamente è difficile stare tranquilli perché c'è quasi sempre il pericolo di una sparatoria o di un omicidio che si vede al telegiornale. Secondo me, vivere tranquilli significa essere sempre rilassati. Poter vivere senza la paura di essere feriti all'improvviso. Uscire per comprare qualcosa nel negozio dietro l'angolo e poter tornare sani e salvi, senza essere accoltellati o colpiti da un proiettile. Cosa che forse per molti non equivale alla tranquillità, ma per me è così. La vita non riguarda un singolo sogno. Si tratta di viverla e di avere più di un singolo sogno. Nel mio caso, man mano che conoscevo sempre di più la scuola o i luoghi in cui viaggiavo, trovavo nuovi sogni. E uno di quei sogni specifici è voler aiutare tutti, anche se non posso essere ovunque. Ed è quello che cerco di fare quasi sempre. Ogni volta che mi offrono qualcosa in cui posso aiutare, lo offro. E anche un altro sogno che ho è semplicemente quello di aprire una caffetteria, un po' tutti i giorni. L'idea di aprire una caffetteria è soprattutto per avere un posto tranquillo per poter servire le persone che hanno bisogno di un momento per rilassarsi. Che si tratti di prendere un caffè, un tè, un gelato, qualunque cosa. E l'idea di un luogo per entrare e prendere un caffè tranquillo con un po' di musica in sottofondo mi sembra molto rilassante. Voglio che voi sappiate che, anche se stai passando un brutto momento, anche se stai passando davvero un brutto momento e hai la sensazione che ci sia nessuno accanto a te o vicino a te, tieni presente che ci sarà sempre qualcuno di buono. Sia che tu lo prenda come Gesù o magari come un amico fedele che hai al tuo fianco, ma non sarai mai solo nella vita. Sarai sempre accompagnato e saremo tutti con te. Nel mio caso sarò con te. Dio è sempre al mio fianco, in ogni momento. Anche se non me ne rendo conto, anche se penso che non sia lì, in realtà è lì. Mi accompagna con la mano sulla spalla e mi accompagna sinceramente in ogni momento. Vergine Maria, donna integra e forte, che ai piedi della croce sei testimone dell'amore ed obbedienza di tuo Figlio alla volontà del Padre. Educaci ad accogliere il dolore con fede, come donne e uomini profondamente credenti. Maria ausiliatrice, maestra dei nostri cuori, aiuto nei momenti dolorosi e difficili, ti affidiamo la desolazione dell'umanità sofferente. Aiutaci a trasformare le situazioni di morte in vita nuova e feconda e accompagnarci all'incontro con Gesù vivo nell'Eucaristia.
sostenendo la nostra fede con entusiasmo e speranza, per testimoniare a tutti la forza dell'amore. Ad Iesum per Mariam. Amen.